Buonasera a tutti, benvenuti come promesso alle 20:31 e noi siamo puntualissimi per iniziare con una nuova puntata di Amici della Musica nel Cuore. Claudio Salpietro insieme a me, buonasera Claudio. Buonasera a te Mary, come stai? Benissimo. Ciao Mary. Finalmente è tornato il nostro Franco Raciti. Perché mancavo tu sei stato un po' a Roma, eh? Sì. L'ultima puntata che ho fatto con Claudio non ci stavi insieme a Ralph, non ci stavi. Com'è andata? Benissimo. Ora ci racconti un po' di robe. Lo vedo restio. Lui è un vagabondo della musica. Lui che insomma Io ho proposto sempre le mie canzoni da cantautore, è andata bene e con Claudio anche è stato apprezzato per la prima volta che c'è stato, l'hanno richiamato perché è stato bravo. Ora speriamo con D'Amico che anche la stessa cosa funziona. E anche Raff. E speriamo anche con te se ci vuoi venire qualche volta. Con piacere. Visto che hai canzoni nuove da fresche, proporre, belle. Buonasera anche a te Ralph, come stai? Grazie Mary. Tutto bene, grazie. Bene, devo dire che siamo ritornati con la seconda edizione, giusto Cla? La seconda edizione, adesso facciamo vedere la locandina così spieghiamo un pochino tutto. Cla, prendi il microfono così ne parliamo insieme. Spiriti ribelli. Esatto, ne parliamo un pochino insieme perché questa è la seconda puntata di questa seconda edizione di questo talent, giusto? Sì, esatto. Allora, Franco Raciti e Claudio Salpietro siamo ideatori di questo programma Amici per la Musica nel Cuore, in primis Franco Raciti. Raffa D'Amico organizza serate di karaoke. Ci siamo visti, abbiamo associati, diciamo. Esatto. Abbiamo preso un caffè. Un bellissimo triangolo. Abbiamo preso un caffè. Un trio. E abbiamo deciso di dare l'occasione a dei karaokisti, quindi cantanti non professionisti, di venire qui a Bella Radio TV tramite una giuria che in 4 serate ha scelto un cantante, una voce maschile o femminile per venire qua. Quindi, questa diciamo che è il secondo mese stiamo presentando, i ragazzi del secondo mese, quindi il mese di maggio. Secondo round, esatto. Secondo round, quindi i ragazzi che proprio andremo a presentare sono coloro che sono stati scelti durante i venerdì o i sabato fate? È stato venerdì agli Spiriti Ribelli. Il locale si chiama Spiriti Ribelli, che si trova, ricordatemi, allora, Pasteria, via Lapide Pasteria numero 16, dove noi abbiamo concluso queste infatti 4 serate e dopo l'estate ci sposteremo in un altro locale, in un'altra location. Quindi al momento si è stoppato il tutto, adesso vi dedicherete proprio alla stagione estiva, al tour estivo, sì, dove girate comunque. Sì, con Raff, con Franco, esatto, saremo in giro. Questo direi che è anche giusto, perché ci sono tanti eventi, tante cose in previsione, soprattutto anche in esterna, in piazze, e quindi i ragazzi devono anche loro godersi il loro momento, e poi nel periodo diciamo autunno-inverno ci si tornerà a dedicare nuovamente a questo talent. Speriamo. No, sì. Allora, che cosa ne dite se andiamo a presentare subito il primo talent che avete scelto? Certo, assolutamente. Certo. Allora, io sono magari curiosa. Loro ci congedono, certo, rimaniamo noi, sì, così magari diamo anche più scena al nostro primo talento. Ci vediamo dopo. Sì, ci vediamo dopo, anche perché vi vogliamo sentire cantare. Vai Raff. Ciao Franco. ragazzi. Allora Cla, come stavamo spiegando, i ragazzi sono stati scelti da una giuria. Ogni venerdì ne veniva scelto uno, sì, e noi andremo a presentare proprio colui che è stato scelto la prima settimana. Esatto, la prima serata. Io sono curiosa di scoprire chi è stato scelto, perché insomma loro li conoscono ma io no, quindi li scopriremo un po' insieme. Nel frattempo salutiamo anche tutti coloro che sono collegati con noi sul canale 96 del digitale terrestre che ancora non l'abbiamo fatto, chi ci ascolta in radio. Come sempre vi ricordo FM 103.7 in DAB, blocco 9A per quanto riguarda Calabria e Messina, blocco 10C invece cioè 10D per quanto riguarda Catania. Salutiamo anche chi ci segue tramite i social, perché siamo in collegamento sia su Facebook che su TikTok, insomma ovunque. Ragazzi, vi diamo la buona serata a tutti. Sarà una serata piena. Sì, esatto, certo. Allora, lo vuoi presentare il nostro primo ospite di stasera? Signore e signori, Amici per la Musica nel Cuore Karaoke Talent, il primo talento. Parliamo di Christian. Eccolo che arriva. Buonasera a tutti, buonasera Claudio. Ciao Christian, benvenuto anche a te, buonasera. Innanzitutto come stai? A posto, grazie. Emozionato? È un pochettino, è la prima volta, diciamo. Volevo chiedere questa cosa, quindi a te piace cantare?
Sì, ha un 5-6 anni che seguo RAF. Ok. E quindi sono appassionato del karaoke dilettantistico. Ok, quindi solo karaoke. Questa è la prima volta che ti presenti in TV e che ti esibisci. Sì. Dai, è una bella c'è un po' di emozione. Ma no, ma tu devi fare finta qui che sei tra amici, che stai cantando così. Sono come dei nostri figli. Bravo. Li abbiamo estratti da queste serate telespettatori e sono qui a Bella Radio TV. Anche perché poi le stelle nascono proprio in questo modo, capito? Speriamo. Quale brano hai scelto? Allora, stasera canterò Incoscienti Giovani di Achille Lauro. Anche un'ottima scelta musicale, devo dire. E lui è ragazzi. stato scelto con questo brano. No, okay. Claudia, sono stato scelto con Portami a ballare. Vero. La prima Ops, sera. perdonami. Ci vero. sta ogni tanto, ci sta. Va bene, io direi di lasciarlo qui, così Certo. iniziamo a cantare, lo presentiamo al nostro pubblico. Christian. Grazie. E tuo padre non tornava la sera, l'hai visto solo di schiena, lui non sa cos'è stare insieme, no, lo so io e bene. L'amore è come una pioggia sopra Villa Borghese e noi stiamo annegando, naufragando, è un romanzo, sono solo a fare a botte con gli amici miei. Sto strisciando verso il letto e non ci sei, amore mio veramente, se non mi ami muoio giovane, ti chiamerò da un autogrill, 300 vite o giù di lì, di amore muori veramente, se non ti amo fallo tu per me, ti cercherò in un vecchio film, per sempre noi incoscienti giovani, incoscienti giovani. Oh, bambina, dormivamo in un Peugeot, sì noi due ladri di fiori, e ti ricordi o no? Noi prima, a dirsi mai una vita come tuoi, sì piuttosto disperati come noi, amore mio veramente, se non mi ami muoio giovane, ti chiamerò da un autogrill, 300 vite o giù di lì, di amore muori veramente, se non ti amo fallo tu per me, ti cercherò in un vecchio film, per sempre noi incoscienti giovani, maledetti giovani, noi capezzi giovani, maledetti noi incoscienti, a dirsi ancora fammi una carezza amore mio, ma che mi faccia male, mezza sigaretta e dopo addio, per noi incoscienti e giovani. Amore mio veramente, se non mi ami muoio giovane, ti chiamerò da un autogrill, per sempre noi incoscienti giovani, incoscienti giovani. Grazie a tutti. Bravo Christian! Grazie. Complimenti! Aspetta, vai. Vieni qua. No. Vai.
Prova? Ok, il bello della diretta, perché siamo in diretta su Bella Radio TV, canale 96. Ho detto, chi da giovane non è stato un po' incosciente? Io lo sono anche da grande. Figurati tu. Siamo tutti incoscienti. Viva l'incoscienza, ogni tanto ci sta. Se prendiamo la vita troppo seriamente non ci resta più niente. Cioè, ogni tanto un po' di incoscienza, sempre qualche pazzia, sempre, ma perché poi noi altrimenti smetti di vivere. artisti siamo pazzerelli. Esatto, è giusto. E comunque è anche molto bello far vedere in TV quelli che sono dei dilettanti che amano cantare. È bello anche portare delle voci o comunque dei ragazzi alla quale piace cantare e farsi conoscere. E Christian, devo dire, anche tu molto bravo, complimenti anche per la scelta musicale. E grazie a Claudio, grazie a tutti. È stato un piacere, Christian. Anche quelli che mi seguono da casa, che sono molti. Salutiamo la famiglia di Christian e gli amici. Grazie a tutti. Ciao Christian. Ciao Mary, allora, io volevo dirti una cosa, dimmi. perché in queste 4 serate io, Raff e ovviamente Franco Raciti abbiamo ascoltato tantissime voci. Davvero, davvero belle, ed è penso stato che anche difficile. Un po' difficile. Esatto. C'erano delle voci che meritavano anche loro di venire qua, però purtroppo noi potevamo scegliere, solo signori telespettatori, artista. solo un artista per serata. Che poi tra l'altro è una cosa molto bella, perché diciamo che questi dilettanti si mettono in gioco per farsi vedere la loro voglia di fare, la loro voglia di farsi sentire, e sicuramente viene premiata. Adesso abbiamo un altro, colui che è stato scelto della seconda serata che avete fatto. Seconda serata, lui si chiama Carlo Summo. Eccolo che arriva. E non è neanche siciliano. Oh, adesso sono curiosa, vogliamo sapere anche quelle che sono le sue origini, andare a apriamo scoprire. Apriamo la porta, chiuso? Carlo, vai! Sicuramente non ci ho sentito. Carlo, vieni qua! Grande Carlo! Vieni, è arrivato il tuo momento, buonasera. Vieni qua, Carlo. Grazie. È arrivato che ero in pantaloncini e scarpe da ginnastica, trasformazione. È rimasto incantato. Sì, una piccola trasformazione. Ma è lei o no? Sono io, sono la ragazza che ha visto prima andare via in pantaloncini. Carlo, al microfono, parliamo al microfono così ti possono ascoltare. Ok. Allora, tu lo sai, io vengo da Bari. Sì. Oh, bene. Ma sto più qui che a Bari. Vabbè, seconda casa. Bravo, è la seconda casa, e quindi mi trovo bene con Claudio. Grazie. Perché ci troviamo in tante di quelle serate. Bene. Siccome è una vocina, insomma, da poter contrastare tutti gli altri. Va bene, si deve essere così, perché se nella vita non siete determinati e sicuri di se stessi non si arriva da nessuna determinato parte. Carlo. Ma sai cosa? Ma questo comunque è una concezione proprio di vita. Se tu stai sempre lì a dire non ce la faccio, non ce la fai, perché già tu stesso non sei convinto. No, ma lui invece bisogna essere molto psicologica, è verissimo, è così. Sì, io adesso sono molto curiosa di ascoltarlo. Quale brano hai scelto? Passar di mano di Julio Iglesias. Ragazzi, e mo se te venga anche un poco spagnoli. Lo lasciamo cantare, è stato il brano con cui è stato scelto. Lo lasciamo qui, Carlo. Vai Carlo Summo, vai. Grazie. Un pazzo come me poteva credere e sognare. Non serve dire tanti se, ma la risposta so qual è: passar di mano ed aspettare. Nella mia mente ti ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non sei. È l'esperienza, niente da, tanto di vita se ne va, non resta altro che aspettare. Bella, eri bella, forse un poco anche mia, ma di tutti poi sentivi nostalgia. Oggi mi sento triste e domani chi lo sa, non per questo la mia vita ora finirà.
con una donna come te, soltanto un pazzo come me poteva credere e sognare. Così giocavo con il fuoco senza mai pensare al dopo, passar di mano ed aspettare. Nelle serate con gli amici, le tue uscite non felici, tu non mi guardavi mai. Poi ritorni mal di testa, ma la risposta è sempre questa, passar di mano ed aspettare. Bella, eri bella, forse un poco anche mia, ma di tutti poi sentivi nostalgia. Oggi mi sento triste e domani chi lo sa, non per questo la mia vita ora finirà. Con una donna come te, soltanto un pazzo come me poteva credere e sognare. Non serve dire tanti se, ma la risposta sai qual è? Passar di mano ed aspettare. Nella mia mente ti ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non sei. E l'esperienza niente dà, un po' di vita se ne va, non resta altro che aspettare. Grazie. Complimenti Carlo, complimenti, che bellissimo brano questa sera. Sono innamorato di Giulio io. Sì. Vabbè, ogni qualvolta ci troviamo, Carlo, mi devi cantare quella canzone. Ha scelto bene, sceglie bene. Complimenti Carlo, Okay. Spero di trovarti nuovamente qui insieme a noi. Spero anch'io di rivederti. Grazie, facciamo un applauso. Occhi lunghi. Grazie. Ciao Carlo. Ciao Allora, ragazzi. adesso invece è arrivato il momento di un pezzo di noi, un nostro pezzo. Certo. Che insomma, raga, lui è anche l'ideatore del programma insieme a Claudio, quindi direi di farlo tornare, anche perché scorsa puntata non ci stava. Sì, perché è un vagabondo, gira dappertutto e mi porta pure a me, ma con piacere. Questo sto dicendo, mi piace pure a te, perché Certo. altrimenti non andresti. Sì, quindi sì. siete E una come? coppia. Siete una coppia bellissima. Lo chiami tu? Franco Raciti, cantautore. Buonasera. Grande amico mio. Ciao, ma Ciao, siete Franco. splendidi. Grazie. Una bella coppia veramente. Grazie. Devi stare tranquillo. Tranquillo. Ma lei lo era faccio più questo. bello. Va bene, anche se non la fai. Adesso faccio io mi una diverto. canzone che me l'hanno richiesta, la voglio fare una dedica, è la prima volta che faccio una dedica, la famiglia Mirabella, soprattutto a Rita, che piace molto questa canzone. Dice, perché non la fai mai questa canzone che si chiama Un mondo di ciliegie rosse? Sono curiosa, non lo sai. Buone le ciliegie poi in questo periodo, ragazzi. Viva è la il periodo ciliegia. giusto, no? Calza a pennello, a fagiolo, come si suol dire. Oggi hanno un prezzo alle stelle. Tutto ha un po' aumentato, però direi di sì. La facciamo cantare? Vai Franco. Grazie. Respiro, un nome per metà.
Grazie. Un mondo di ciliegie rosse. Adesso facciamo nel fossato. Mi osservo un po' e non mi vedo chiaramente. 2000 noie, 2000 idee, mi faccio seghe mentalmente. Vorrei tirare al centro, ma impantanato sto in questo labirinto. Dove andare, dove uscire non so. Finisco contro un muro di no. Sempre nel fossato, io mi fondo per un sesso sfrenato. Io mi buco il naso per graffiare un po' di vita al mio viso. E mai 100 prigioni legano le ali dei miei sensori. E mai il mio cammino te lo lascerò chiamare destino. Io sono mio, ma senza un dio. So che gioco la mia pelle. In birreria nessuno dà neanche un briciolo di stelle. Vorrei volare in alto, ma c'è chi mi tira giù. In questo labirinto dove cado rotolando di più, annaspando verso un mitico blu. Io mi fondo per un sesso sfrenato. Io mi buco il naso per graffiare un po' di vita al mio viso. E mai 100 prigioni legano le ali dei miei sensori. E mai il mio cammino te lo lascerò chiamare destino. Te lo lascerò chiamare destino. Sempre, come sempre, non ho più paura, sai, della gente. Resto indifferente, tanto poi non me ne frega di niente. Grazie. Il nostro Franco Raccini che Grande ci fa Franco. Mi fa stancare questo ritmo. Mi piace a me quando... Poi lui comunque è un tipo che fa anche prende tanto anche il palco, capito? Ha proprio questo stile, questo modo che sprizzi gioia e sei di esempio per tantissime persone, per tutto quello che è passato, per quanto sei forte e per quanto, esatto, e per quanta carica hai. Ti stimo tanto, Franco. Io volevo ringraziare l'amore per la musica. Volevo ringraziare Franco Raciti perché l'umiltà che ha e soprattutto i consigli che mi dà, perché se io sto intraprendendo un percorso importante e anche grazie ai suoi consigli che mi dà, di esperienze, diciamo. ma dico i tuoi consigli che mi dai e lui me li dà da amico, non me li dà con quella presunzione, quindi grazie Franco. Viva l'amicizia. Non sono giusti, si capiscono.
Ve l'ho detto che prima o poi vengo pure io con voi. Ve l'ho detto. Con piacere, ora dopo poi ne parleremo. Io ti abbraccio. Ci vediamo dopo? Sì. Ti voglio bene, Franco. Ciao. Grande. Grazie Franco. Franco Raciti, cantautore. Puntata stracolma stasera, piena soprattutto di divertimento e di buona musica. E di amici, e di amici. Ah, infatti, amici per la musica nel cuore. Abbiamo il terzo talento. Esatto. Ok? Quindi la terza voce scelta. Sì, sempre dalla giuria, non da noi, perché noi non siamo di parte, abbiamo messo da una giuria che ha scelto. Lui è una bellissima voce particolare, si chiama Giovanni Guglielmino. Vieni qua, Giovanni! Buonasera a tutti. Ciao Giovanni, buonasera a te, benvenuto. Grande Giovanni. Tutto bene? Sì, tutto bene, un po' di ansia. Ecco, anche per te è la prima volta in TV? Sì, la primissima. Dai che qua ti diverti. Cosa ci fai ascoltare? Balorda nostalgia di Olli. Ma perché Balorda nostalgia? Olli parla di una nostalgia dopo una relazione, io dopo una pizza. Direi che ci sta, ti ha dato una giusta. Lui canta e dopo magari la mangiamo. Io me la mangerei con piacere. Vai, esatto. Giovanni Guglielmino. Grazie. Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera, me l'ha detto la signora là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. E le ho risposto che vorrei tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore, poi stare in silenzio per ore, fino ad addormentarci su divano, con il telecomando in mano. Non so più come fare senza te, te che mi fai vivere, dimenticare, tu che mentre uccidi ti metti a cantare, e tu chiamala se poi alla fine, ma come te lo devo dire, la vita con è vita senza te. Ma sai che questa sera Balorda nostalgia, mi accendo la TV solo per farmi compagnia, che bella tiritera, e insomma ti bemba la maniera che vai mi lasci qua. Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena, e metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena. So soltanto che vorrei, sì vorrei tornare a stare in vita quando ridere, piangere, fare l'amore, poi stare in silenzio per ore, fino ad addormentarci su divano, con il telecomando in mano. Non so più come fare senza te, sai che mi fai vivere e dimenticare, tu che mentre cucini ti metti a cantare, e tu chiamala se vuoi alla fine, ma come te lo devo dire, la vita non è vita senza te, ma chissà perché. Oh, sta vita non è vita senza te. Magari non sarà, magari è già finita, però ti voglio bene, ed è stata tutta vita. Che bravo, complimenti Giovanni, Che errore. bravissimo. No, sei stato bravissimo invece. La prima volta in TV, complimenti, una bellissima voce, avevi ragione.
Voce scelta dalla giuria. Abbiamo visto bene con questa idea? Sì, complimenti. Sono sicura che a lui lo sentiremo, è molto bravo. E infatti, se fai Grazie. successo, metà e metà. Ricordati. Ok, sarà fatto. Buonasera a tutti, grazie. Ciao Giovanni, Ciao, Giovanni. grazie a te. Adesso è arrivato il momento di un altro pezzo nostro, che insomma anche lui, colui che diciamo cura anche questo... La fonia, il service, lui è anche un cantautore, parliamo di Raff D'Amico, vai Raff! Buonasera qui, a tutti i Raff. radioascoltatori di Radio Bella. Bentornato Raff, vai, ci puoi andare. Allora Raff, una volta che siamo... No, non di là. Allora, io sono contento di Franco sentire che queste mi voci. Sentire queste voci questa sera qua, sono contento veramente. È una E cosa grazie bellissima. a Claudio e anche a Franco. Perfetto, allora adesso è arrivato il tuo momento. Cosa ci fai sentire? Allora, Sotto questo temporale è una bellissima canzone che ho scritto nel 2021. Tra l'altro c'è un inedito in arrivo, questo lo possiamo anche dire, che è molto molto bello. Va bene. Grazie. Lo lasciamo? Vai Raff, Grazie, sotto Claudio. questo temporale in estate, vai! Ci sta anche il temporale in estate, Il mondo cambia, il nostro amore resta come il tuo odore dentro questa stanza. La nostra storia che non sembra vera, il nostro amore che poi ci accompagna e piano piano sempre crescerà. Come due fiori dentro ad un giardino che si intrecciano e il loro amore un giorno splenderà. Oggi c'è sole, tu che bella sei, il tuo sorriso che mi fa sognare. E non è facile poterlo dire, e non è semplice poter spiegare tutto l'amore che mi tengo dentro e che a volte non so dimostrare. Ma ti giuro amore, tu sei il vento che mi sfiora. Stringimi più forte amore, sotto questo temporale, tra le pagine d'amore, scritte per poi ricordare che qualunque cosa accada, sotto questo cielo un posto c'è. Per chi si ama come me e te, sembra diverso il mondo insieme a te. E non è vero che l'amore è un male, solo perché se sbagli può ferire, solo perché hai paura di volare. E insieme a te io volo più lontano, mi basta solo tenerti per mano e il mio cuore batti ancora e ancora e ancora. Stringimi più forte amore, sotto questo temporale, tra le pagine d'amore, scritte per poi ricordare che qualunque cosa accada, sotto questo cielo un posto c'è. Per chi si ama come me e te, per chi si ama come me e te. Sotto questo temporale, stringimi più forte amore, sotto questo temporale, tra le pagine d'amore, scritte per poi ricordare che qualunque cosa accada, sotto questo cielo un posto c'è. Per chi si ama come me e te. Raff, che Grazie, bello grazie. questo brano, complimenti. Grande Raff! Complimenti Grazie. davvero. Ci vediamo dopo. Ok, a dopo. Perché abbiamo Ciao, un altro Raff. brano dopo. A dopo. Allora, Cla, senti, io direi Ecco gli occhiali, che hai sono l'occhiale, pronto. sei tutto sistemato, tutto carino, direi che è arrivato il tuo momento. Oh, detto da te carino. No, te l'ho Mi fai detto diventare sempre. rosso. Te l'ho detto sempre che è uno stile che mi piace parecchio e lo ribadisco. Allora, vogliamo parlare del brano che stai andando a presentare o lo vuoi direttamente presentare? Allora, io questo è un brano che ho scritto
non l'ho fatto ascoltare ancora a nessuno, anche se si trova nei digital store. Sai, siamo in estate. Capita che le persone si vestono tipo come sono io, tutto sistemato. Tutto carino, fighettino. Ma poi non si lavano. C'è una tragedia, ragazzi, ve lo giuro. E si deodorano di sopra. Si deodorano, quindi il titolo del brano è Ufi tu seddu eleganti. Sono troppo curiosa, vai, ascoltiamola. Claudio Salpietro. Tu sei tu eleganti, passi a tutta ragazza, sì, passia, tutto bella licchiato e camisa yanga, e chi si sente si picchia complimenti come fossure, ma non si lava mai perché caiotto, caiotto, tu di fora sei eleganti, ma di l'acqua tu ti scambi. Dire che non è ingane, non di musica. Tu da catti robbi belle, ma ho canciati quasetti. Chi fedi bene, vestito elegante, come matrimonio. Per farti una doccia tu, con me nel manicomio. Ma dico io, chi ti taglia l'acqua? Dici sempre che tu sei tutto sistemato. Non da bissare, da lavare, ma i doveri credono aiuto disperato. Aiuto! Ciacca liscia di sutta, ti metti lucile, ma poi si fai un bagno, ascolta, può fatene vedere. Tu di fora sei eleganti, ma di l'acqua tu ti scambi. Io si mangia, non di musica. Da catti robbi belli, ma ho canciati quasetti, ho canciti sedoso, vestito elegante come matrimonio. Per farti una doccia tu, inchia, con me nel manicomio. Dire che tu regalo io un bagno spuma, ho fatto una doccia. La signora tuo palazzo si mise la mascherina, certo non respirava. Quando sono campanello più trovato vicina a nascere da porta con la vati di cussa senza ci pensare, perché in tuo condominio ascolta ti vuoi mettere mani. Tu di fora sei eleganti, ma di l'acqua tu ti scambi. Dire che non è ingane, wow. Tu da catti robbi belle, ma ho canciati quasetti. Fedi bene, si picchia complimenti come fossure, ma non si lava mai perché caiotto e tu è coso caffè, o lavati va. La signora tuo palazzo si mise la mascherina, non respiro. Quando ne scendo baccuna a salutare a Pippina, non esce da porta con la vati di cussa senza ci pensare, perché in tuo condominio ascolta ti vuoi nittare mani. Tu di fora sei eleganti, ma di l'acqua tu ti scambi. Io si ne musica, non è ingane. Tu da catti robbi belli, ma ho canciati quasetti. Fedi vere, si picchia complimenti come fossure, ma non si lava mai perché caiotto ascolta mia che sogno un amico, ho fatto una doccia fiduoso. Claudio Salpietro, complimenti, la verità in una canzone. Ho fatto una doccia, va. Tra l'altro in siciliano il colpo di vatti a fare il bidet mi ha letteralmente spiazzata. Te lo dico, io sono impazzita, cioè è partito l'applauso. Complimenti per l'idea, perché è tutta verità. C'è stato qualcuno che su TikTok ha scritto l'acqua è un bene che non è possibile per tutti, a quanto pare. E infatti nel brano io dico, ma che ti dà chiaro l'acqua? Cioè, complimenti, idea
fantastica, soprattutto cantare in siciliano. C'era anche Stefani che ha scritto viva la Sicilia, perché molte volte dimentichiamo anche che la nostra lingua è il siciliano, e quindi proporre un brano del genere in siciliano è stata perfetta. Ma sì, io la Sicilia la porto nel cuore, la porto anche con un po' di frivolezza, di divertimento, quindi... Che poi siamo anche noi siciliani in questo modo, abbastanza divertenti e giocherelloni. Complimenti Claudio Salpietro, adesso cercatelo su YouTube, si trova. Sì, YouTube, Spotify, in tutte... Su TikTok c'è l'audio se qualcuno lo vuole dedicare. Certo. Ragazzi, ci possiamo divertire, sarà una stagione estiva molto divertente. Uffi, tu sei elegante. Uffi, tu sei elegante, quindi condividiamo il suono. Complimenti a Claudio Salpietro, bravo. Grazie. Allora, ma dobbiamo andare avanti perché ci sono i talenti. L'ultimo talento. Esatto. L'ultimo talento che è rimasto quindi dell'ultima serata che avete fatto. Esatto, che ricordiamo al momento giorno 30. Al momento sono state bloccate perché ci si dedicherà al tour estivo e poi si riprenderà in autunno-inverno. Esatto. Quindi se qualcuno poi vuole partecipare vi daremo tutte quante le varie informazioni. Con chi andiamo a concludere per quanto riguarda i talenti? Lui ha una voce molto possente, mi è piaciuta davvero tanto e infatti sono stato anch'io contento della scelta. Lui si chiama Giovanni Litrico. Eccolo che arriva. Ciao Giovanni. Buonasera Giovanni, ben arrivato anche a te. C'è caldo, vero? È arrivata l'estate. È arrivata l'estate, esatto. Meno male, oserei dire, perché io l'inverno non lo reggo. Allora Giovanni, tu emozione? Al microfono. Emozione. Sono tante emozioni. Allora, tanta emozione, dai. Più che altro un pochettino ansioso. No, dai. È così. Poi quando si finisce dice, è andata. C'è quella scarica che dice... Sono convinto che mi sorprenderai, ci sorprenderai. Lo spero per te e per il pubblico che ci segue. Cosa ci fai ascoltare? Michele Zarillo, Soltanto Amici. Che è stato il brano con cui lui è stato scelto insieme a Scrivimi. Ok. Sì, Bonocore. Va bene, andiamo? Lo lasciamo. Direi di sì. Vai Giovanni, in gamba. Grazie. Alle 5 del mattino ci mancavi solo tu. Sali pure a terzo piano, tanto ormai chi dorme più. Ti ha lasciato il grande uomo, e per questo che sei qua. No, con me non c'è nessuno, puoi restare se ti va. Domani andrai, soltanto amici noi, come vuoi, soltanto amici, ma spero che cambierà. Starò bene sul divano, benedetta ipocrisia. Prendo solo il mio cuscino, buonanotte amica mia. Cosa dici, vuoi scherzare? Non c'entriamo tutti e due. Io non riuscirei a dormire, mi conosco, non potrei. Ti sfiorerei, soltanto amici noi, come vuoi, soltanto amici, ma spero che cambierà.
realtà noi resteremo solo amici, ma di lì non andrà, soltanto amici noi, come vuoi, tanto amici, ma spero che credo che così resterà amici, soltanto amici, soltanto amici, amici, soltanto amici, amici, soltanto amici. Grazie Giovanni, ma che bravo, bravissimo. Ansioso di che? Grazie, Che sei andato a manetta. Hai una voce meravigliosa. Te l'ho detto, una voce corposa. Si commentava anche, perché avendo la live di TikTok aperta, si commentava un pochino, sono arrivati tanti complimenti, abbiamo detto quante belle voci che ci sono e non si conoscono. E tu appartieni a questa categoria. Bravo, complimenti Giovanni. Grazie a voi, molto, grazie molto a Claudio. Ma Giovanni è stato un piacere, Grazie. un piacere. Ci vediamo Una buona presto. serata. Grazie. Che bella questa scoperta di talenti, davvero. Ora abbiamo un ospite. Sì, un ospite che lui qui ormai è innamorato per venire qui e diciamo che per noi è anche un grandissimo piacere. Io l'ho pescato prima che lui parte per il tour che sarà in giro in Italia a diverse date. Lo posso annunciare? Certo. Signore e signori, benvenuti qui per la Radio TV. Abbiamo qui nei nostri studi il grande rapper Olem. E buonasera, bella radio, è sempre un Ciao, piacere trovarci Olem. qui. Bentornato. Ciao Grazie, bro. grazie. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Grande bro. Bella bro. Il nostro Olem che lo stiamo vedendo in tutte le sue, diciamo, sfaccettature. Questa sera tra l'altro ci porterai un brano nuovo, giusto? Sì, sì, è un brano nuovo perché allora devo annunciare, qui lo annuncio su Bella Radio, Vai. giorno 20 giugno uscirà il mio nuovo album Fight. Yeah, complimenti Combattimento, Olem. sei un duro. Quanti brani ci saranno all'interno dell'album? All'interno del brano quest'anno sono stato più ristretto, 9 brani e li porterò in giro nel mio Summer Tour estivo. Complimenti Olem. Lo voglio ascoltare questo brano. Anch'io. Direi che è arrivato il suo momento. Noi ce Allora lo possiamo siamo dare. pronti, possiamo mandarla. Me lo dedichi? Ma sì, Al tuo dai. amico Claudio Salpietro. Tanto siamo qui un po' tutti lochi. Vai Loki. Loca! Invece sta pure Vai il Formin. rapper Olem. Che c'è da giorni, baby, tu profumi dei soldi, lady, gli occhi miei sono rossi, crazy, non è colpa del sole, vedi. Da quando poi io ti ho vista, io ti giuro ho perso la testa, stavi sola lì nella pista, la regina di quella festa. E sai quanto vorrei dirti voglio solo te, e non importa se dovessi perder pure me, io vedo quei tuoi occhi che mi guardano da un po', perché se sto con te io te lo giuro sono un po'. Sono provocanti di sta tipa, fra quanto è buona, lei mi uccide a colpi di sguardi, la più figa in tutta la zona. Io la guardo, mi fa impazzire, lei mi guarda poi mi sorride, quelle labbra sento un richiamo, mo la bacio, giuro che l'amo. E dimmi, tu dimmi che non finirà sta vita, è proprio loca, se la passi con me vedrai che tutto si colora. Io vorrei solamente che poi arrivasse l'ora in cui tutto si infuoca, perché sta tipa è loca. Una loca ce l'ha scritto dentro quegli occhi, lei è bella come una rosa, come quella Roma di Totti. A quel booty che ti conquista, ti si blocca proprio la vista, tu non riesci a guardare altro, ti conquista già dallo sguardo. È loca ma lo so, che per lei morirò. La mente dice no, ma io non l'ascolterò, è la mente che seguirò. Io, le curve son provocanti di sta tipa, fra quanto è buona, lei mi uccide a colpi di sguardi, la più figa in tutta la zona. Io la guardo, mi fa impazzire, lei mi guarda poi mi sorride, quelle labbra sento un richiamo, mo la bacio, giuro che l'amo. E dimmi, tu dimmi che non finirà sta vita, è proprio loca, se la passi con me vedrai che tutto si colora. Io vorrei solamente che poi arrivasse l'ora in cui tutto si infuoca, perché sta tipa è loca. Perché? Perché sta tipa è loca. Perché? Perché sta tipa è loca. Perché? Perché sta tipa è loca.
Davide Loca! Questa sera spero di essere riuscito a far ballare Bella Radio. Ci hai fatto ballare, qualche volta dobbiamo rifare il brano insieme io e te. Sì. Perché Olem ha proposto fino all'alba, che già lo sapete anche sui vari social, lo potete vedere, e dobbiamo sistemarla questa cosa qui perché è molto bella. Complimenti. Abbiamo Olem. già quasi tutto pronto, ora piano piano ci metteremo all'opera e faremo qualcosa di esclusivo. Io in questo periodo non ci sono stata, però sì, ci organizziamo. Tra l'altro ringraziamo Sonny che ci sopporta sempre. È il nostro sogno. Grande regista, DJ, arrangiatore, di tutto, di più. Il mondo dello spettacolo è suo. Esattamente. Lo puoi dire forte. Però dietro le quinte. Lo puoi dire forte. Io senza Sonny non so proprio come farei. No, senza Sonny non esiste Bella Radio. Arricogli di pupi o cucchiti, come si suol dire. Dobbiamo essere sinceri, non è solo Sonny, anche Mary. Mary la voce, ma Sonny è tutto. Tutte e due le parti sono Mary, importanti per Bella Radio. Ecco lei che fa brillare gli occhi a tutti i telespettatori, compreso me, che io ogni volta mi rivedo le puntate. Che bambola, come diceva. Ecco perché oggi ti vedo con gli occhiali. Sì, infatti, bravo. Una quello comunque è stato fituseddu elegante, quello è stato. Bene. Grazie. Allora, che dire, noi ci rivedremo sicuramente qui, ormai sei mi sento a casa, lo bella, sei. Quindi ci rivediamo presto e che dire, un saluto a tutti i telespettatori e a chi ci segue da casa. Grazie. E alla mia fidanzata che è sempre Carina, presente con me. a fare il video e tutto. Grazie Olem. Ciao Olem. Ragazzi, ciao. Ci vediamo in concerto prossimamente. Sempre. Poi vi daremo anche le info di Olem perché so che ci sono delle date anche a Catania. Allora, dobbiamo richiamare Raff perché dobbiamo dire due parole. Ok. E lui ci fa ascoltare un brano. Torna qui. Vieni qua. Torna qui. Ci arriviamo, per me ci arriviamo sempre. 2 minuti per me li puoi perdere. Allora, intanto ti ringraziamo Bella Radio TV, eccetera, eccetera, che ci ospita sempre. Anche Franco Raciti ringraziamo che è andato via. Sì, salutiamo. Ciao Franco. Vogliamo dire se la regia di Sonny mi manda un'immagine. Certo. Adesso Sonny propone tutto perché c'è un evento di cui dobbiamo parlare. Esatto. Che sarà a Fondachello, giusto? Domenica, il 15 giugno. Esatto, domenica 15 con il service di Raff D'Amico ci sarà Jenny Caruso e i musicanti, la loro band e la sua band in concerto. I musicanti sono composti da Giacomo Trovata alla tastiera, il maestro Luigi alla chitarra, Luigi Augurio, e la voce, diciamo, vocalist Grace. Loro sono in concerto a Fondachello, start ore 21, sponsor Sicil Park di Guglielmo. Ovviamente sarà tutto condotto da Claudio, quindi l'ingresso è gratuito. Sì, gratuito. Dove sarà esattamente? Fondachello. Dove c'è il parco divertimenti in prossimità Sicil Park nel lungomare di Fondachello. Ok, ho capito dove c'è il parcheggio. Mary, se sei in zona vuoi venire, ti facciamo fare un brano. Sono da lì, da lì? Sono da lì? Da quelle parti. Da quelle parti vengo con piacere anche perché stiamo andando presto. E vi aspettiamo a Fondachello. Io volevo dire che, siccome l'anno scorso la colonna dell'estate è stato Sei Bella che ci ha accompagnato, anche quest'anno ci accompagnerà nel nostro tour che noi andiamo in giro, e ci devi far ascoltare Sei Bella perché ci porterà fortuna. E mi raccomando, giorno 15 domenica con i musicanti. Vai Raff! Ci sono anch'io. Grazie. Un'altra estate alle porte, le serate all'aperto, quanta gente che c'è. Una musica a parte, te la canto all'orecchio, la più bella che c'è. Ma che voglia di cantare quando ti vedo arrivare e cammini verso me. Quante ore noi parlare, lì seduti in riva al mare, ma non riesco a dirti che sei bella, con quegli occhi da invidiare, sei una stella per me. Ma tu non lo sai, ti ho cercato ogni giorno, ogni ora, ogni istante, voglio stare con te, perché sei bella, quando ti guardo ballare, sei una stella per me. Ma cosa mi fai quando guardo i tuoi occhi lucenti e mi incanti e mi porti con te? Il mio futuro è più bello se lo immagino adesso, proprio qui accanto a te. Ma che voglia di cantare, solo tu mi fai sognare, non mi voglio più svegliare. Quelle ore ad aspettare per poterti richiamare e parlare un po' con te. Sei bella
bella, con quegli occhi da invidiare, sei una stella per me. Ma tu non lo sai, ti ho cercato ogni giorno, ogni ora, ogni istante, voglio stare con te, perché sei bella, quanto ti guardo ballare, sei una stella per me. Ma cosa mi fai quando guardo i tuoi occhi lucenti e mi incanti e mi porti con te? Sei bella, con quegli occhi da invidiare, sei una stella per me. Ma tu non lo sai, ti ho cercato ogni giorno, ogni ora, ogni istante, voglio stare con te. Sei bella, con quegli occhi da invidiare, sei una stella per me. Ma tu non lo sai, ti ho cercato ogni giorno, ogni ora, ogni istante, voglio stare con te, perché sei bella, quanto ti guardo ballare, sei una stella per me. Ma cosa mi fai quando guardo i tuoi occhi lucenti e mi incanti e mi porti con te? Sei bella. Raff D'Amico, Grazie. sei bella. Grande Raff. Che bella questa canzone, complimenti Raff. Allora, dobbiamo chiudere, Sì. non cambiate canale, perché c'è una sorpresa, perché di là, nel backstage, dietro le quinte, tutti i talenti, gli ospiti, c'è una richiesta. Non Ok. possiamo chiudere questa puntata. Ok. Ragazzi, entrate! Nel frattempo ricordiamo ragazzi che la replica oggi è lunedì, sarà mercoledì alle ore 21. Visto che siamo tutti insieme, facciamoci la foto, raga. Certo, tutti vicini, certo, chi manca? vai. Olem, vieni. Tu, aspetta, io non mi ci posso mettere sto giro così. No, perché No, si mi metta metto io, lì. mi metto io. Ecco, bravi ragazzi. 1, 2, 3, guardiamo Sonny. E come sempre ragazzi la foto la troverete sia su Instagram che su Facebook di Bella. Allora, io sono il portavoce di tutti, il portavoce di Carlo, di Olem, di Cristian, di Giovanni, Guglielmino, Giovanni Litrico e di Raff. Noi vogliamo ascoltare il tuo nuovo brano, il tuo nuovo singolo scritto da te e da Sonny, Grazie. dal titolo Solo Noi, che è uscito giorno 6 alle 15 di pomeriggio. Ma sei super preparato, ma grazie! Solo Vogliamo noi. salutare Adesso- così. Solo Sì. Noi canta Oh Mary Milani. Salutiamo tutti quelli da casa. Ciao. Ciao. Saluto che sono con noi e tutti i miei amici di TikTok, raga! Lo so che mi pensi, anche quando non ci sei. Quello che proviamo lo sappiamo solo noi. Giro per la città, ma manchi solo tu. Tra mille persone sai io vedo solo te. Solo noi, sotto la luna a dirci di sì. Solo noi, il mondo si ferma quando sei qui. E quando ti guardo non servono parole, nel caos di tutto tu sei la mia canzone. Prendi la mia mano, scappiamo via di qua. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Il mondo si ferma quando sei qui. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Ogni passo che faccio mi porta verso te. Anche se lontani nel mio cuore solo tu. Cerca il tuo sorriso in ogni posto che passa accanto a me, ma nessuno è come te. Solo noi, sotto la luna a dirci di sì. Solo noi, il mondo si ferma quando sei qui. E quando ti guardo non servono parole, nel caos di tutto tu sei la mia canzone. Prendi la mia mano, scappiamo via di qua. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Il mondo si ferma quando sei qui. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Ed io, insieme non c'è niente di più. Ogni giorno è un sogno se ci sei tu.
Bella, unica nel suo genere, unica nel suo genere. Bella